Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben notare, quest'oggi ci troviamo proprio in un bel mese primaverile del 92 a.C., proprio al centro dell'Europa. Sicuramente siamo pronti a intraprendere una nuova campagna di conquista nei riguardi del territorio della Suebbia. Allora, però, prima di iniziare e completare sicuramente la nostra avventura, il nostro grande piano, cerchiamo di capire quello che è accaduto in questi ultimi mesi, queste ultime settimane. Soprattutto notiamo i diversi messaggi che ci hanno portato le nostre spie, i nostri corrieri e il nostro anche furiere. Vediamo un pochettino. Vi è un rapporto di costruzione della città di Roma e anche della città di Pella. Sono state ultimate le riserve, anche l'orefice. Intanto i nostri migliori generali, le nostre migliori spie ottengono altri tratti in più, ma soprattutto la provincia di Hellas è ispirata. Questo sicuramente ci fa capire come i nostri due druidi, eccoli qua, stanno davvero svolgendo un ottimo lavoro. Perfetto, stiamo migliorando sempre le loro capacità a livello di intrighi, a livello di cospiatori, ma soprattutto il livello economico e il livello dell'ordine pubblico in queste due città sta ovviamente aumentando. Il furiere ci afferma che i cervi nobili sono stati rinfoltiti nuovamente, altri gruppi di soldati scelti sono stati aggiunti alla nostra guarnigione. A breve avremo un ottimo esercito di supporto, non solo per tenere sotto controllo i ribelli locali nel caso ci fossero, ma anche utile per tenere sotto controllo le nuove zone di conquista all'interno delle quali ci lanceremo tra qualche turno. Allora, ovviamente la popolazione travagliata in Suebbia, questa zona di Lupfrudum, ha subito davvero tanti problemi come dire, appunto tante negatività negli ultimi giorni. Avete visto il cambio da una popolazione all'altra, quindi sicuramente dobbiamo fare qualcosa per eliminare il malcontento. Io direi che per adesso delle armi e quindi degli scudi, delle spade possono andare bene. Sicuramente teniamo sotto controllo la popolazione con la forza, in modo tale da non causare troppe ribellioni e troppi malcontenti da queste parti. Intanto si nota come la nostra grande unità di assalto, i vincitori di Obrauco, ormai è riuscita a rinfoltire quasi tutte le sue file, quindi vediamo di abbandonare la nostra modalità fortifica e assumere nuovamente il comando a livello territoriale, attraversando questo nuovo valico erboso, eccolo qui. Vediamo di arrivare direttamente nel territorio dei Suebi, dall'altra parte, nel frontone est, magari per ottenere vantaggio nei riguardi di questi temuti berserker che a quanto pare si ritrovano fermi al confine da qualche anno. Allora, vediamo di tentare una sovversione militare assaltando qualche bella pattuglia, in modo tale da danneggiare un po' le unità più esperte, come per esempio queste dannate leve con lancia, o addirittura vediamo un pochettino giovani germanici. Ci sono unità pericolose, mi sembra di aver visto qualche cavalleria un po' troppo diversa. Eccola qui, cavalieri nobili. Vediamo di assaltare una bella pattuglia per dare un po' di fastidio a queste unità, potrebbe farci comodo. Vediamo un pochettino. Allora, sovversione militare riuscita. Il nostro Tax Maruglio, 53 anni se non sbaglio, il nostro grande giovinetto, adesso livello 7, credo che sia una delle spie, anzi uno dei più grandi signori della guerra mai appunto allevati all'interno della nostra fazione. Allora, vediamo di renderlo sempre più abile in questa abilità. Nella forza, ovviamente, svilupperemo la sua abilità nell'assassinare la gente e soprattutto nel raggirare i particolari avversari. Allora, intanto mi sembra che nel sud avevamo un esercito, i campioni di Albione, i quali stanno affrontando queste lande desolate del nord. Benissimo, meno male che per adesso ci sono solo piccoli temporali, le nostre unità hanno la capacità di movimento aumentata al massimo, ovviamente non ci sono tonnellate di neve da spalare. Allora, con i campioni di Albione cercheremo di effettuare questo giro per attaccare direttamente alle spalle i Goti, i quali si ritrovano ancora da queste parti senza aver mosso ovviamente le loro unità. Le nostre spie si ritrovano con la solita modalità servizi segreti, eccole qui. Ah, dimenticavo, è morto uno dei nostri esploratori da queste parti, era abbastanza anziano, però il nostro Ordwix sta cercando di raccogliere informazioni tra le foreste locali, sta ovviamente intraprendendo un'avventura abbastanza passiva, ma è importante per scoprire unità nascoste e soprattutto signori della guerra, come dire, un po' sparsi nel loro paese, quindi è importante rimanere in questa postazione. Vediamo di renderlo molto più abile magari nella ricognizione, servizi segreti militari, ok, controspionaggio, probabilità di scoprire eserciti nascosti. Visto che questo è un territorio all'interno del quale non abbiamo mai agito, è meglio sapere dove ci muoviamo. Allora, da queste parti abbiamo stanziato delle ottime unità proprio vicino alla costa, eccoci qua, pronti ad affacciarci nel Mar
Adler Nord, ottimo. La cittadina di Rogion, vediamo di conquistarla immediatamente. L'esercito di guarnigione non sarà in grado di fronteggiare le nostre spade del potere, le quali piomberanno addosso a questa bella cittadina, non batter d'occhio. Ottimo, vediamo di mantenere una modalità equilibrio per salvare più uomini possibili. Una bella spadata proprio nella pianta del piede, lanciamola appunto al tappeto e conquistiamo la nostra bella città. Come ovviamente afferma la nostra missione, il nostro grande statuto, dobbiamo occupare questa bella cittadina. Grandioso, il nostro generale Tassapo è riuscito a mostrare il suo valore, la sua grande perizia con la spada ed è stato premiato proprio per questa sua grande abilità con una nuova aiutante. Vediamo un po'. Allora, 5 allo zelo, addirittura meno 5% morale nemiche. Meglio rendere le nostre unità magari più come dire, più possenti nel campo di battaglia, con un morale sempre più alto. Eccolo qui, un nuovo aiutante, l'oracolo di Matrix, ragazzi. Eccolo qui, il cucchiaio non esiste, è lui, ragazzi. L'abbiamo proprio messo sotto la nostra ala e sicuramente lo porteremo avanti per un po'. Vediamo un po', rendiamo ancora il nostro uomo un abile generale, sempre autorità e meno costi dell'arruolamento con il nostro esercito. Allora, abbiamo ottenuto anche la seconda cittadina, ne restano due, ragazzi, fuori due, ne restano due. L'Upfrudum è sempre sotto il nostro controllo, abbiamo abbiamo una grande quantità di denaro da poter investire sempre nell'ordine pubblico. Altare di Rosmertal, ormai lo conoscete, ragazzi, e convertiamo questo vecchio bosco di Tyr, totem germanico se non sbaglio, vediamo di convertirlo in qualcosa di utile, qualcosa che ci possa dare ordine pubblico, ma a sua volta convertire queste popolazioni germaniche alla nostra cultura. Bene, leggendo Tacito, ragazzi, potrete sicuramente notare le particolarità di queste regioni un pochettino del nord, ovviamente le regioni germaniche. Vediamo di avanzare con il nostro grande esercito, il volere di Andraste nei pressi della cittadina di Alabu. Ok, vediamo se possiamo continuare da questa parte. L'Upfrudum è stata conquistata, stiamo per avanzare, grandioso. I nostri uomini hanno esaurito la modalità di movimento necessaria. Non possiamo attraversare il fiume. Ah, lo possiamo attraversare, grandioso. Però purtroppo ci siamo bagnati i propri piedi. Qua addirittura un temporale perenne sulle nostre teste. Vediamo un pochettino a Roma, vediamo che è successo. Mi sembra che abbiamo ultimato un edificio da poter migliorare. Grandioso. In Italia, Rimini, ok, possiamo addirittura migliorare il paese in paese barbarico per renderlo sempre più utile a livello economico. Intanto ad Apollonia la situazione va abbastanza bene, convertiremo al più presto. Intanto l'altare di Andraste vediamo di collocarlo direttamente nelle nostre commissioni a livello di costruzione. Vediamo la cittadina di Pella, sta offrendo asilo politico ai Siraci, ottimo lavoro. Pulpudeva non ha problemi. Ragazzi, passiamo il turno e vediamo quello che accadrà. Allora, vi dicevo, ed eccoci nel 91 a.C., siamo sotto il caldo sole d'estate. In quest'area continentale arriva una fresca brezza, ragazzi, dal mare. Intanto un intrigo politico all'interno della nostra fazione, soprattutto in Tracia. Vediamo un po'. Intanto non credo che dobbiamo intervenire a livello militare, quindi vediamo di lanciarci proprio in Suebia per vedere quello che sta accadendo. La nostra popolazione inferisce, però sicuramente con le forze armate stiamo tentando di ripristinare la situazione. Un altro bosco di Rosmerta, eccolo qui. Un altro, ok, l'abbiamo commissionato appena adesso. Una sacra recinzione, vediamo di convertirla necessariamente in un altro edificio inerente all'ordine pubblico come il bosco di Andraste. Può andare abbastanza bene, notate, sicurezza contro le azioni degli agenti zelanti, ordine pubblico e sicuramente grandi possibilità a livello del morale delle nostre unità. Allora, abbiamo conquistato la nostra cittadina nel nord di Rogion, le nostre unità stanno marciando forzatamente proprio nei riguardi di questa bella cittadina di Alabu, ormai lasciata sola e desolata alle prossime conquiste, quindi vediamo di procedere. Tratto acquisito per quanto riguarda il nostro generale Maros, ottimo. Intanto vediamo di capire quello che sta accadendo qui nel nostro valico. Le nostre unità, i vincitori di Ubrauco, sono ormai al massimo delle loro possibilità. Tax Maruglio, al solito, dimostrerà la sua forza all'esercito nemico per diminuire il suo morale. Vediamo se riesce a fare a fare il suo dovere. Grande, vediamo se con le nostre unità possiamo avanzare in questi maledetti territori un po' ostili. Ecco, potete vedere che abbiamo già esaurito quasi tutti i punti di movimento. I nostri campioni di Albione assumeranno una nuova forma di combattimento. Intanto attenzione, gli Eravisci da questa parte. Allora, non credo che possiamo attraversare il territorio. Lo sconfinamento può avere ripercussioni diplomatiche. Potete vedere tutti questi territori come rompono le scatole. Allora, i nostri Eravisci sono in rapporti abbastanza tranquilli con noi, amichevoli. Allora, offriamo loro un patto di non aggressione, visto che siamo uno degli imperi più possenti, più prosperosi dell'intera Europa.
vediamo un transito militare, ovviamente accettano. Grandioso. Allora, vediamo di continuare la nostra avventura. Possiamo attraversare il loro territorio, avanzeremo fino al guado, lo attraverseremo e sconfiggeremo gli avversari sul loro fronte, se possiamo. Allora, qui stiamo sempre continuando a raccogliere informazioni. Questa bella cittadina di Rogion verrà convertita in villaggio barbarico per avere più legname, più ricchezza, anche se non ne abbiamo bisogno. Però è sempre, ragazzi, incrementare la nostra produzione economica nel caso la guerra dovesse ottenere una piega magari negativa nei nostri riguardi. Allora, altri trabucchi in costruzione, molto bene. Allora ragazzi, siamo pronti quindi a lanciarci nella conquista della nostra grande cittadina. Intanto, allora, ne abbiamo conquistate 2. Alabu sta per essere conquistata. Dobbiamo solo attendere la distruzione definitiva di questo esercito per riuscire quindi a attraversare questo confine e conquistare i Goti. Non è un'impresa facile, ragazzi, sono davvero molto particolari. A questo proposito voglio terminare il turno e dirvi appunto, ve lo stavo dicendo forse nel turno passato, però se volete qualche notizia in più, se siete appassionati di popolazioni barbariche antiche, per adesso stiamo affrontando i Goti, come dire, abbiamo visto i Reti. Io davvero ho letto e tradotto, qualcuno mi consigliava il Debello Gallico di Cesare, ho tradotto qualche brano del Debello Gallico, ma più che altro mi sono appassionato a tradurre Tacito e le sue come dire, i suoi brani della Germania, un'opera etnografica davvero spettacolare. Quindi se volete avere delle informazioni in più su queste popolazioni, per esempio qui abbiamo i Suebi, davvero vi consiglio le sue traduzioni, anche i suoi scritti, i suoi brani, che possono essere davvero molto interessanti e incuriosirvi molto su queste popolazioni. Quindi stai attaccando i Suebi. Purtroppo non possiamo intervenire direttamente. Guardate un po', fedeli al giuramento, i Ravisci, questi saranno molto duri da buttare a terra. Arcieri mercenari, baliste, altri frombolieri con armi di livello 2, sarebbero molto tosti questi Ravisci. Quindi vediamo un pochettino di risolvere automaticamente la battaglia, visto che non abbiamo sicuramente la vittoria in pugno in modalità equilibrio. Attenzione, colpo diretto, vittoria decisiva. I prigionieri della Suebbia vedremo di schiavizzarli in modo tale da incrementare ancora le nostre possibilità economiche. Bene, vi dicevo, ragazzi, mi raccomando, se volete davvero saperne qualcosa di più, vi consiglio di leggere questi argomenti, perché messi a confronto con un gioco del genere sono davvero molto interessanti. Per esempio, in Germania vivevano delle persone molto forti a livello proprio fisico, a livello strutturale, e proprio questo compensava la loro mancanza di civiltà in confronto ai romani. Beh, certo, anche loro avevano una propria città, avevano l'assemblea, si conquistavano l'onore con la forza e vivevano ovviamente in delle vere e proprie foreste. Però sicuramente questo è poco in confronto a quello che possa offrirvi appunto possano offrirvi questi brani. Quindi mi raccomando, ragazzi, se siete interessati potete anche leggerli, sono fantastici. Tradizioni militari, vincitori di Obrauco, eccolo qua. Abbiamo ottenuto una nuova onorificenza per la nostra fazione e abbiamo ottenuto anche un grado per il nostro generale. Allora, vediamo di ragionare. Lupfrudum, cosa stiamo facendo? Possiamo aumentare il pozzo al livello successivo? Sì, io direi di sì. Va bene, la nostra cittadina. Allora, se riusciamo a portarla al massimo, vediamo un po' morale, però l'ordine pubblico deve rimanere tale, quindi non vorrei toccare, non vorrei, come dire, incrementare la nostra grande cittadina. Al termine dei boschi locali vedremo di farlo, perché sicuramente una città, un fulcro, quindi ci serve per riuscire a gestire tutte le nostre attività militari. Col nostro volere di Andraste possiamo procedere da questa parte per colpire immediatamente la cittadina di Alabu. Al prossimo turno, oh, attenzione, i nostri piani, attenzione, noi ci eravamo lanciati, ragazzi, qui nel nord Europa in completa tranquillità, ma i serpenti del mare, eccoli qua, nascosti, l'idra nascosto proprio nel porto di Alabu, con la testa che gli fuoriesce. Vediamo se i Goti sono come dire, alleati. Allora, sono solo in guerra con gli Anarti, fazione non scoperta, forse da queste parti. Però questo esercito di Goti da queste parti è strano, perché forse vuole conquistare, non si sa. Però intanto aspettiamo, ragazzi, vediamo di rimanere da queste parti. Forse possiamo anche reclutare dei cacciatori mercenari, però per adesso rimaniamo così. A Rogion ancora stiamo ultimando le ultime, come dire, stiamo ultimando i nuovi altari, perfetto. E da queste parti, visto che
abbiamo eliminato il vecchio esercito avversario, possiamo procedere. Mi dispiace ragazzi di non farvi vedere alcuna battaglia, però voi sapete che a Rome 2 Total War è molto importante gestire meglio la parte strategica, perché sicuramente, come diceva il nostro caro Sun Tzu, eccolo qui, una battaglia si vince molto probabilmente prima di combattere. Combattere la battaglia è solo mettere i puntini sulle i al termine di un tema magari, perché già il tutto si è già scritto. Il nostro Dax Maruglio con una bella sovversione militare assalterà un'altra bella pattuglia, ok, magari una pattuglia di vediamo un po' di qualche unità molto pericolosa. Va bene, fedeli al sangue, forse potremmo assaltarla proprio adesso. A proposito ragazzi, vediamo un pochettino se possiamo farcela. 95%, credo di sì, ottimo lavoro. Attendiamo qualche altro turno, abbiamo perso diverse unità, però cercheremo ancora di procedere in avanti. Allora, dobbiamo riuscire ad arrivare al territorio gotico. Meno male che abbiamo commissionato un esercito ragazzi a Roma, esercito davvero importante, il quale ci servirà adesso nel caso i nostri uomini non ce la dovessero fare. Allora, se i nostri uomini non riusciranno a ottenere la vittoria, magari questo esercito di supporto potrebbe darci un aiuto in più. Allora, vediamo un po'. 3 unità di cavalli, 3 unità di frombolieri, ottimi spadaccini, forse... vediamo un po', qualche altro spadaccino forse potrebbe servire. Vabbè, non voglio ok, perfetto, non voglio aspettare troppi turni per lanciare questo esercito in battaglia, così può andare anche bene. Vediamo se possiamo assumere qualche mercenario immediatamente. Allora, questi lancieri italici mercenari non credo che sono molto buoni per il combattimento, quindi vediamo di lasciarli un attimo in sospeso. Ok, stiamo continuando alla grande. Per adesso al Frudum tutto sta andando bene, le nostre unità si stanno muovendo piano piano. Adesso vediamo se possiamo iniziare un bel combattimento con le vittorie di Fin Milena. Ottimo. Io direi di passare il turno e vedere un po' quello che accadrà ragazzi. Allora, passiamo il turno. Ah, attenzione, dimenticavo la bella tradizione militare proprio per i vincitori di Ubrauco, importante ragazzi. Eccola qui. Allora, vediamo un po', sempre più abili nel corpo a corpo. Queste tradizioni ce li portiamo da secoli, Intanto potenziamo anche la nostra abilità nella strategia, quindi un punto in più per l'astuzia del nostro uomo. Passiamo il turno. Allora ragazzi, vi volevo dire grazie per le vostre opinioni per quanto riguarda il libro L'arte della guerra di Sun Tzu. Sicuramente l'ho acquistato, l'ho ordinato, mi deve arrivare. Appena arriva vi farò una bella foto e la posterò sulla pagina di Facebook per farvi vedere l'edizione che ho scelto. Mi sono informato e ho visto che ci sono tantissime edizioni di questo libro, ovvero ci sono diverse edizioni scritte nel 2003, nel 2005, 2008, così via. Non ho preso l'edizione del 2013 perché, attenzione ancora alla guerra contro i Getuli, lasciamo perdere, perché ho visto che le opinioni non erano molto positive appunto in alcuni siti di recensioni, però ho preso, mi sembra, l'edizione del 2008, del 2006 e sembra abbastanza interessante. Purtroppo non ho trovato la copertina rigida, esclusivamente la copertina flessibile, però davvero l'ho comprato a circa 8 euro e vediamo un po' come sarà. 226 pagine, spero che sarà davvero grandioso, davvero come mi avete descritto voi, anche come mi avete anche fatto sapere le vostre opinioni. Ho visto che è un bel libro anche a livello di strategie militari che possono essere interpretate come si vuole, sia nella vita, sia nel lavoro, che nello sport. Ovviamente è un libro che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita. Fantastico. Comunque, come vi ho detto, vi farò una bella foto e ho preso la copertina flessibile, quindi anche a livello di copertina è abbastanza interessante, però ve lo farò vedere tranquilli. Intanto una nobile fine per quanto riguarda il nostro generale, ancora il generale Maros. Forse questo freddo gli farà male al nostro grande amico. Vediamo se non ti puoi comprare una bella pelliccia, amico mio di Volpe, stai tranquillo. Meno 10% per tutte le unità di terra, grandioso. Abbiamo recuperato 100 monetine. Perfetto, ricordatevi ragazzi che i dettagli fanno la differenza, quindi anche poco ci serve. Dax Maruglio, vai a dare un'occhiata. Vediamo un po' il nostro occhio d'aquila. Vediamo la cittadina di Bells. Qui fanno carbone alla grande. No, quale carbone? Il carbone non penso. Vediamo che cos'è questo. Vediamo un po'. Che cos'è maledizione? Non si vede bene. Maledizione, vediamo un pochettino da queste parti. Servizi segreti. Vabbè, probabilmente sarà qualche materia prima, però per adesso vediamo di lasciarla perdere. Allora, con i vincitori di Ubrauco vediamo di procedere con la marcia forzata proprio nei riguardi della nostra cittadina dei Goti. Vediamo se possiamo procedere proprio da questa parte. Questa città è ormai, ragazzi, semidistrutta.
Anzi, mi è venuta una bella idea. Ma perché non attacchiamo una di queste città e la liberiamo in modo tale da avere uno dei nostri migliori alleati proprio da queste parti? Lo faremo proprio nel prossimo turno. Lopfrudum, come va la situazione? Miglioriamo il tutto. A Rogion, vediamo un po'. Stiamo per incrementare le nostre possibilità. Eccoci nel nord. Volere di Andraste contro un ottimo serpentino marino. Allora, modalità normale. Vediamo se possiamo lanciarci nel combattimento. Eccoci, eccoci arrivati. 2000. Allora, ragazzi, ovviamente i nostri avversari ci considerano già vincitori perché le nostre unità sono più forti. Però io la combatterei questa battaglia. Siamo 2000 contro 2000, quindi lanciamoci nel campo di battaglia. Battaglia importante avvenuta, la quale appunto si sta tenendo d'inverno. E comunque cercheremo di essere combattenti e combattivi allo stesso tempo, al massimo delle nostre possibilità. Avete visto comunque che le nostre unità sono delle unità da combattimento invernale. Ci siamo formati nel nord della Scozia e quindi, no, più che altro all'inizio proprio vicino Londra, se non sbaglio. Quindi davvero una grande fazione che è abile anche in questi terreni davvero strani e anche duri da attraversare. Quindi vediamo quello che possiamo fare nella nostra tundra boreale, ragazzi. Ed eccoci, ragazzi, all'interno del nostro campo di battaglia. Il sole splende alto nel cielo, offuscato solo da qualche piccola nuvola. Comunque la temperatura è di circa 5-8 gradi centigradi. La neve è fresca. Le nostre spade sicuramente sono brillanti al cielo. E cercheremo quindi di essere al massimo delle nostre possibilità. Questo è il nostro primo esercito, ragazzi. Il nostro esercito comandato dal nostro generale Divico. Lo conoscete, abile, livello 3 di esperienza. Comunque questo primo esercito cercherà di sfondare le difese nemiche da questa parte, su questo frontone, chiamiamolo frontone nord, e soprattutto cercherà di ingaggiare su questo punto di controllo, il quale ancora fa vedere, quindi issa al cielo, la bella bandiera dei Suebi. Dall'altra parte possiamo notare il secondo esercito comandato dal vice del nostro generale, soprattutto responsabile delle baliste nelle retrovie, come al solito. Primo gruppo di soldati, frombolieri bretani, seconda fila i gruppi di lancieri scelti e terzi i nostri gruppi di soldati con spada cercheranno di fare del loro meglio per conquistare la nostra cittadina nemica. Allora, per prima cosa, visto che non sappiamo l'avversario come risponderà, avanziamo e cerchiamo di prendere posizione. Allora, le nostre baliste stanno per iniziare a far fuoco. Io direi di concentrare il fuoco direttamente da queste parti, visto che abbiamo più possibilità, visto che le navi sono non sono in movimento, si stanno per fermare. Allora, vediamo un po'. Io direi di attendere un attimo. Allora, con le nostre baliste cerchiamo di fermarci, ragazzi. Allora, perfetto, ragazzo mio, fermiamoci un attimo, perché dobbiamo cogliere l'attimo in cui gli avversari termineranno le loro operazioni, quindi di sbarco. Avanziamo, ok, che è l'operazione Overlord. Mamma mia, eccoli che arrivano, le leve con lancia. Possiamo concentrare il nostro fuoco sul centro, da queste parti, per intimorirli un po'. Allora, con questa truppa possiamo ruotare, possiamo appunto fare un piccolo movimento verso sinistra per ingaggiarli, visto che sono solo piccole leve, magari con i nostri frombolieri. Attenzione alle baliste, perché non ho più unità purtroppo da mettere nelle retrovie per salvaguardare le loro possibilità. Mettiamoci così, perfetto. Allora, ecco che avanzano, ragazzi, delle leve con lancia da queste membri delle tribù germaniche. Vediamo di catapultare direttamente da questa parte le nostre unità, ma soprattutto fermiamoci anche i nostri proiettili. Vediamo se possiamo organizzarci meglio e iniziare a far fuoco. Allora, ecco che arrivano appunto gli avversari. I nostri frombolieri avanzeranno immediatamente per colpirli. Non hanno frombolieri, se non sbaglio. Leve, perfetto. Allora, unità nemiche nascoste stanno facendo un piccolo giro da quella parte. Stiamo iniziando già il fuoco avanzato. Ottimo lavoro. Vediamo se possiamo colpirli. Benissimo, vediamo di ingaggiarli immediatamente. I nostri uomini cercheranno, ovviamente i nostri lancieri nelle retrovie di ingaggiare. Mettiamoci un pochettino da questa parte. Tanto là le baliste stanno facendo fuoco. Perfetto, ed ecco che partono direttamente le pietre al di sopra dei nostri avversari. Eccoci, come ovviamente volevo. Andiamo le nostre unità. I nostri schermagliatori al più presto torneranno un attimo indietro e gli avversari si scontreranno contro un ottimo muro di lance, ragazzi. Eccoci qua.
qua, perfetta attenzione. Ah, ecco, cacciatori con arco lungo, eccoli qui. Allora, i nostri grandi combattenti con spada, vediamo di inviarli proprio in avanti per iniziare a controbattere. Allora, perfetto, da questa parte continuiamo ragazzi il combattimento avanzato, vediamo di non farli fuggire gli avversari tra queste foreste ormai innevate. Allora, con questa unità da questa parte, i nostri uomini, perfetto, ragazzi continuate a far fuoco, deve essere anche il generale nemico questo. Ok, vediamo di non fargli di non farli scappare nelle foreste locali. Continua ragazzi il fuoco diretto nei riguardi degli avversari. Il generale deve essere appunto qui intorno. Vediamo un po' quanti uomini abbiamo ucciso, 104 e 90 circa, quindi ottimo lavoro. Vediamo un pochettino, stiamo iniziando il combattimento avanzato anche da queste parti. Abbiamo intercettato le unità di rinforzo dei nostri avversari. Potete vedere appunto come ce la stiamo cavando abbastanza bene a chiudere gli avversari in un piccolo quadrato. Eccoli qua, ancora partono dall'alto sempre cannonate nei riguardi degli uomini nemici. Attenzione, addirittura le baracche vengono colpite ragazzi. Concentrate il fuoco sul centro, una balista da questa parte e un'altra balista da quest'altra. Va bene, ecco che ancora continuiamo a far fuoco, perfetto. E intanto l'esercito di rinforzo nemico viene eliminato dai nostri grandi uomini valorosi. Allora, vediamo se possiamo procedere da questa parte. Avanziamo con le nostre unità, le baliste ancora ingaggeremo appena terminerà il fuoco diretto delle nostre baliste. Attenzione ragazzi, vi immaginate essere qui nel campo di battaglia? Questi uomini alzano gli scudi al cielo. Guardate un pochettino come arrivano dall'alto le cannonate dirette. Allora, ma visto che abbiamo anche il proiettile infuocato, cosa fa? Non mi ricordo. Danni contro gli edifici non ci serve molto, questo serve più che altro negli assedi. E ancora proiettili, eccoli qua, diretti esplosivi nei riguardi di questi uomini. Eccoli che partono ragazzi, una pioggia infuocata dall'alto. Eccoli che appunto gli uomini saltano in aria, poveri loro. Ancora 150 uomini e 163 uomini dall'altra parte. Potete vedere che anche il loro morale cade a pezzi sotto il bombardamento degli antenati degli obbici ragazzi. Questi sicuramente saranno gli antenati degli obbici della seconda guerra mondiale. Ancora partono colpi di mortaio, ecco qua. Devono essere appunto delle giare colme di esplosivo, qualcosa simile a, non so veramente come facevano l'esplosivo a quei tempi, però davvero attenzione, ancora partono verso l'alto e ancora boom verso il basso. Gli avversari non sanno più che pesci prendere, sono instabili, scossi e soprattutto ormai disorientati. Vediamo se possiamo concentrare le ultime cannonate su queste ultime leve che ancora sono entusiaste. Vediamo di fargli passare la voglia ragazzi, anche a membri delle tribù germaniche, queste potrebbero darci fastidio. E ancora continuiamo a bersagliarli. Perfetto, aumentiamo un attimino la velocità per consumare al più presto le munizioni. Ancora verso il basso, mamma mia. Vediamo se possiamo far fuoco direttamente da questa parte, visto che si stanno un po' raggruppando. Io direi di iniziare a posizionare le nostre unità, così, perfetto. I nostri uomini facciamoli entrare proprio nel campo nemico. Ottimo, nel campo di battaglia nemico. Va bene, ragazzi dovremmo entrare una alla volta, perfetto, vediamo di metterci per benino. E attenzione ragazzi, continua l'assedio, vediamo un po'. Allora, ragioniamo, le nostre unità di frombolieri si fermeranno qua dietro per iniziare il conflitto a fuoco. Le nostre altre unità cercheranno di limitare le perdite. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. come ovviamente mi immaginavo e come ovviamente speravo che fosse. Avanziamo con queste altre unità, mettiamoci per bene, ed ecco che arrivano delle leve con lance entusiaste, ma troveranno solo un muro di scudi davanti alle loro facce. Eccoli che arrivano i nostri uomini. Ah, eccoli, vediamo un pochettino se possiamo innalzare gli scudi, vediamo un pochettino se intanto possiamo bersagliarli. Potete vedere i nostri uomini si sono raggruppati tutti usando questa formazione, e intanto i nostri frombolieri dall'alto continuano a bersagliare le truppe nemiche. Bella tattica, questa mi piace. Le nostre lance davanti, visto che hanno un'ottima difesa, e dall'altra parte anche altri frombolieri che continuano a far fuoco. Le baliste ormai possono andare a farsi un giro, e ancora continuano le leve con lancia fiduciose, si scontrano contro una falange che, eccola qui, i nostri uomini, guardate un po', cercano appunto di abbassare la testa. Mi ricordo un po' la scena del Patriota, quando i volontari si sono un po' inginocchiati per far fuoco alle unità del popolo appunto americano, e ancora si scontrano questi uomini contro i nostri migliori, i gruppi soldati scelti. Eccoli qua, ancora, ecco che continua il combattimento. Vediamo se possiamo far fuoco con le nostre unità migliori sugli avversari. Perfetto, modalità avanzata di lancio, eccoli qui, proprio da queste parti. Non capisco perché subiscono tutti questi colpi. Eccoli, ragazzi, continuate a far fuoco che siete davvero fantastici. Ancora continua il combattimento, ragazzi, nella mischia.
Eccoli qua, mamma mia, davvero una grande e bella battaglia. Vediamo un po' da queste parti. Proprio davvero sembra che ci sia una mitragliatrice Gatling dall'altra parte che fa continuamente fuoco. Vediamo adesso di ingaggiare immediatamente anche con le nostre unità migliori, visto che anche loro stanno aprendo il fuoco, e io non voglio sacrificare i miei uomini. Partiamo direttamente al contatto corpo a corpo. Ecco che appunto tentano appunto la ritirata. Spingiamo con le nostre unità anche da questa parte, perché non voglio avere perdite molto elevate nei nostri schieramenti. Arrivano anche le cavallerie nemiche, le leve con la... No, che cavallerie? Vediamo un po', no, sono uomini con appiedati. Ok, perfetto. Avanziamo ancora con le nostre unità. Perfetto, i nostri lancieri, i nostri grandi frombolieri, ma tutte le nostre unità migliori. Ecco, sto avanzando perché mi danno fastidio i giovani germanici che lanciano sempre qualche dannata freccia, che davvero potrebbe darci fastidio. Avanziamo, i nostri uomini ancora tentano il combattimento, ed ecco che una macchia azzurra, una grande ondata si affligge al di sopra di questo muro in rosso. Gli avversari non cedono, vogliono serrare i ranghi, ma lo stesso cadono al tappeto. Le nostre unità migliori attiveranno cacciatore di teste, anche le nostre altre unità da queste parti, cacciatore di teste. Basta far fuoco. Basta far fuoco anche da questa parte. Magari, ok, perfetto. E siamo riusciti anche questa volta a uscire vincitori dalla battaglia. Ottimo lavoro, ragazzi, davvero complimenti. 10 minuti di battaglia, però grandiosa. Terminiamo e vittoria decisiva. Spero, ragazzi, che questa battaglia vi sia piaciuta. Ovviamente abbiamo perso solo 45 uomini, avete visto. Ho giocato in maniera molto difensiva, in maniera molto protettiva per i nostri uomini. Abbiamo perso solo... vediamo un po'. Qualche unità di lancieri, ovviamente la prima linea che aveva utilizzato la modalità difesa con gli scudi. Gli avversari cadono di fronte al nostro grande esercito. Comunque adesso, dopo la conquista di questa bella città, io direi di continuare, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay. Perfetto, occupiamo la nostra cittadina. Vediamo un po', schivata, calcio, boom, colpo diretto in capo. Allora, abbiamo ottenuto un'altra bella cittadina, Divico, ottimo generale. Alabu è stata conquistata, un altro bel edificio culturale, perfetto, magari per aumentare sempre l'ordine pubblico. Il bosco di Rosmerta, no, sempre la stessa cosa. E da queste parti un altro edificio culturale, quindi una sacra recinzione. Bene, spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo all'interno del prossimo gameplay. Avete visto che siamo prossimi alla vittoria, però certamente ancora il divertimento non è finito, perché le battaglie sono davvero tante da portare a termine. Se già abbiamo sudato un po' in passato con degli eserciti maestosi, i Goti potrebbero darci fastidio. Quindi ci vediamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti, ragazzi.